Amici di Directa Sport Live TV, amici di TCS, buon pomeriggio dallo stadio comunale Franco Frogheri di Nuoro per questa gara valevole per la 16ª giornata di andata del campionato di eccellenza. In campo Nuorese e Ferrini. Grigoriadis che guadagna il fondo, mette al centro, la corta respinta e la prima conclusione di Ticco che finisce sul fondo. C'è stata una deviazione da parte di Aresu. Habib la fa sua, ma interviene Rosano, attenzione, Rosano, limite dell'area, il diagonale, la palla finisce sul fondo dove viene stoppato da Rosano, quindi Rolandone ancora per Rosano il suo diagonale, quindi Russu, cross di sinistro di Russu dove non ci sono maglie verde-azzurre, il suo cross al centro nella zona di Grigoriadis, la corta respinta e poi Ticco al volo. Russu mette il pallone al centro per Grigoriadis, il colpo di testa e qui Tronci non è stato sicurissimo, fa buona guardia, poi rinvia addosso a un suo compagno, il tiro di Ticco da Russu a Palma, la verticalizzazione, Palma il diagonale, intanto l'intervento di Argiolas su Russu viene considerato regolare, Argiolas si invola verso l'area di rigore e poi sbaglia clamorosamente il tocco per Sanna, prosegue nella sua azione. Pallone tagliato al centro e attenzione perché c'è la deviazione di Mudu Del Rio, pallone al centro, attenzione perché controlla male Tronci che anticipa a Palma la bella e meglio per Russu, la palla dentro di Russu, il tocco sotto misura di Palma e anche stavolta una deviazione provvidenziale a salvare la Ferrini e questa è l'ultima occasione della partita. Finisce qui al Franco Frogheri di Nuoro, non va oltre lo 0-0 la Nuorese contro un'ottima e organizzata Ferrini, piccolo passo falso per i verdi-azzurri in vista dell'ultima partita del girone d'andata in casa della Cosmoto Monastir.